a disposizione di Telegram. Siamo già live, dunque il link come cavolo è? Aspetta un attimo, ok, lo mando ai ragazzi della Sicilia. Ok, siamo qui. Ok, lo metto anche su Facebook. E allora siamo live per il premio Open. Ok. Ci sono. Allora, dici dove sei e come mai sei lì? Allora, io mi trovo in questo momento a Roma, a Forum PA. Potete vedere alle mie spalle la nuvola di Fuxas, il centro congressi, il nuovo centro congressi di Roma, dove si tiene da 2 anni Forum PA, e sono qui per conto di Open Data Sicilia, in quanto ha partecipato al premio OpenGov 2018 dedicato quest'anno alle organizzazioni della società civile. Noi, diciamo, come Open Data Sicilia, come community, abbiamo partecipato con l'iniziativa Foia Pop, che appunto è stata ideata dal sottoscritto e da Giuseppe Ragusa, membri di Open Data Sicilia, e siamo arrivati, diciamo, tra i 10 finalisti, siamo stati convocati e abbiamo vinto. Siamo stati, come dire, giudicati dalla giuria composta da Lillo, che è appunto del team digitale, da Riccardo Luna e da una rappresentante dell'ANAC, mi sembra Medina, non ricordo bene il nome, da questi tre giurati, che fra la lista dei 10 finalisti ha scelto Foia Pop come champion OpenGov 2018. Okay. Senti, ma abbiamo visto un po' di premiazioni in diretta grazie a Matteo Fortini, abbiamo visto tre premiati. Come funziona? Sono 3 premi ex equo, sono 3 premi di categorie diverse, come funziona? No, sono 3 premi, diciamo, sono stati chiamati in ordine alfabetico, non c'è un ordine, ma sono, diciamo, a pari merito, sono stati scelti appunto per la loro, diciamo, attinenza con appunto le tematiche relative alla trasparenza, alla partecipazione, appunto, agli open data nel nostro caso. Io devo dirti 2 cose. Uno, qui parlo come rappresentante Open Data Sicilia, ti ringraziamo moltissimo. Noi abbiamo fatto di sentire sento male, Andrea. Mi dispiace. Dicevo, è un premio a cui mi aspettavo anche che arrivasse, perché Foia Pop è una grande idea, molto bella. Foia Pop deve ancora entrare bene nell'ufficio più basso, generale. Cosa secondo te, qual è l'ostacolo secondo te il più grosso? In generale una mancanza di attitudine da parte delle persone a utilizzare strumenti di questo tipo, un pezzo, che ne so, legato alla stabilità attuale dell'applicazione, tutto questo insieme, altre ragioni? Allora, non so se ho capito bene la domanda, perché non si sente molto bene. Quindi tu mi hai chiesto perché ancora non è così utilizzato, diciamo, lo strumento FOIA,
Tu entrambe le cose, e soprattutto Foia Pop. Allora, in questo momento, diciamo, secondo me non è ancora entrato, diciamo, non è ancora molto conosciuto, perché di fatto non è stata fatta un'effettiva campagna, diciamo, anche di promozione, un po' marketing, quando si fa tipica ad esempio del mondo delle start-up, che si vuole fare conoscere un prodotto in giro. Allora questa è appunto un'iniziativa di tecnologia civica che viene dal basso, non ha un modello di business, quindi non c'è un interesse, diciamo, attivo, viene fatta nei ritagli di tempo da noi, appunto, che siamo membri di Open Data Sicilia, e questa domanda mi è stata anche fatta lì durante la premiazione, e comunque è mia intenzione, anche quella di Giuseppe Ragusa, quella di incentivare il più possibile l'uso e la promozione di questo strumento, anche dando supporto tecnico nel limite del possibile a tutte quelle pubbliche amministrazioni che vogliono inserire. Ad esempio anche Mattia Fortini non conosceva il widget e mi ha detto che avrebbe chiesto l'inserimento nel loro nuovo sito, quindi diciamo c'è ancora forse un po' troppo poca conoscenza di questo strumento, che però è abilitante a un certo tipo di servizio che è ancora molto carente nei siti delle pubbliche amministrazioni. Sì, diciamo che bisogna fare un po' più di pubblicità e un po' più di promozione in tal senso. Questo è poi anche con l'aiuto di tutti, perché un po' anche con il passaparola, un po' anche per la versatilità di questo strumento, che può anche essere utilizzato in altri contesti, come appunto ho citato Foia Pop all'interno, come motore all'interno di altre iniziative come Campagna Italia a Fuoco, oppure altre iniziative che tu ben conosci. E che anche ad esempio sono stato contattato ora non ricordo, da Riparte il Futuro, che mi ha chiesto se vi era la possibilità di poter integrare questo strumento all'interno di... Mi senti? Io non ti vedo più. Ora ti rivedo. Mi ha chiesto delle collaborazioni in merito a un po' di corsi che loro fanno, distribuiti un po' in tutta Italia, per il monitoraggio, e quindi loro a maggior ragione, parlando di Foia, hanno chiesto una collaborazione un po' più attiva. Quindi diciamo un po' le collaborazioni ancora di fatto sono poche, però piano piano secondo me possiamo fare ancora molto, ancora veramente tanto, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, perché lì diciamo lo zoccolo duro da riuscire ad andare oltre, cioè a rompere appunto questo muro, che alla fine si tratta secondo me di poca conoscenza, ecco, e poca consapevolezza, perché spesso le pubbliche amministrazioni vedono il FOIA come un nemico, come qualcosa che può comportare dei problemi. Questo è un limite un po' culturale, che non esiste strumento tecnologico che riesca a superare questo problema, però noi attraverso la tecnologia cerchiamo un po' di abilitare il cittadino a renderlo più consapevole di quelli che sono i suoi diritti. Ho l'ultima domanda, poi andiamo. Se c'è qualcosa che ti è piaciuta particolarmente tra quelli che hai visto in giro, Andrea, non riesco a sentire. C'è qualcosa che mi è piaciuto? Una cosa che mi è piaciuta da raccontarvi durante la premiazione, o in generale? A fare un piatto. Io non so se voi, penso di sì, però una cosa che mi è rimasta impressa è che intanto non me l'aspettavo di questa premiazione, e quindi sono stato proprio lì, e anche una volta che
venivano nominati i finalisti, diciamo, e anche davano gli attestati ai partecipanti della finale e anche alle menzioni speciali. Una volta entrati nella board dei tre, diciamo, è stata, come dire, veramente un'emozione molto forte. Poi una cosa che sicuramente mi porterò è che, non so, forse voi avrete seguito lo streaming, mi è piaciuto molto quello che ha detto Raffaele Lillo su Foia Pop, perché lui, diciamo, lui è stato a farmi come avete visto, è stato lui a farmi le domande, che ha detto che se lui dovesse scegliere uno strumento rappresentativo di cittadinanza attiva, sceglierebbe Foia Pop. Quindi, siccome è una persona, diciamo, che seguo da un po', perché è una figura un po' di riferimento per quanto riguarda anche le pubbliche amministrazioni all'interno del team digitale. Quindi per me questo, da informatico, da parte di un altro informatico, un certo tipo di competenze, quindi è un riconoscimento anche, diciamo, dal mio punto di vista professionale, ecco, diciamo, mettiamola così, a parte... Va bene, Giovanni, ci salutiamo, complimenti e grazie da parte di tutto Open Data Sicilia, e poi ne parliamo con calma. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Viva Open Data Sicilia. Ciao.